Bentrovati, oggi parliamo di salute, di medicina, abbiamo degli esperti per confrontarci, ma soprattutto per dare delle indicazioni chiare su diagnosi e terapie, su delle malattie che sono in aumento soprattutto tra i giovani. Parleremo di malattie infiammatorie croniche intestinali. Tanto per intenderci, le più diffuse, le più riconosciute sono il morbo di Crohn e la rettocolite. In collegamento con noi ci sono le dottoresse Serena Guzzardi e la dottoressa Anna Maria Rumeo. Serena Guzzardi è il servizio endoscopia dell'unità operativa complessa di medicina dell'ospedale di Paternò. La dottoressa Anna Maria Rumeo è il direttore facente funzione dell'unità operativa complessa della gastroenterologia dell'ospedale di Acireale. E con me in studio c'è il dottor Giuseppe Scalisi, che è del servizio endoscopia dell'unità operativa complessa di medicina dell'ospedale di Paternò. Bentrovati e grazie per questa occasione. Grazie a voi, grazie, perché cercheremo di capire intanto cosa sono queste malattie infiammatorie, come si riconoscono e soprattutto come si curano, come si trattano. Dottore Scalisi, io comincerei proprio da lei. Cosa sono esattamente queste malattie infiammatorie? Abbiamo detto che purtroppo sono in aumento. Sono delle patologie infiammatorie croniche che riguardano prevalentemente l'apparato digerente, ma possono anche estendersi al di fuori con quelle che sono le cosiddette manifestazioni extraintestinali. Sono delle patologie immunomediate e come tali di difficile gestione. Questo tipo di patologie purtroppo colpisce sempre di più le persone giovani, quindi con un maggior tempo di andare incontro a disabilità, ma colpisce ultimamente con una frequenza sempre crescente anche i pazienti anziani che sono pieni di comorbidità, assumono già parecchi farmaci e quindi di ancor più difficile gestione. Mesi fa, esattamente il 7 febbraio, quindi diversi mesi fa, c'è stato un importantissimo e interessantissimo convegno proprio su questo argomento. Dottoressa Rumeo, intanto spiego ai nostri telespettatori che ho invitato questi esperti perché sono appunto punto di riferimento per quanto riguarda l'ASP di Catania, l'ospedale di Paternò è un centro SPOC, quindi un punto di riferimento proprio dal punto di vista di queste malattie per la diagnosi e il trattamento, e anche l'ospedale di Acireale. Dottoressa Rumeo, quindi come si fa diagnosi per quanto riguarda queste malattie? Allora, intanto buon pomeriggio a tutti. La diagnosi intanto è clinica, perché naturalmente vi sono dei sintomi che ci fanno propendere sulla presenza di una malattia infiammatoria, come una diarrea con muco e sangue, nel caso della colite ulcerosa, e a volte anche nel Crohn o nel Crohn con dolori addominali, spesso localizzati in fossa iliaca destra. E poi naturalmente ci sono degli esami ematologici, quali l'emocromo, la PCR, ma soprattutto negli ultimi tempi il dosaggio della calprotectina fecale che ci indirizza verso una patologia infiammatoria. Successivamente, naturalmente, l'esame principe è l'endoscopia, quindi la colonoscopia con le biopsie lungo tutto il colon, la cosiddetta mappatura del colon, con le biopsie multiple lungo tutti i segmenti del colon, e l'esame istologico che ci permette poi di fare diagnosi. Grazie dottoressa Rumeo. Voglio ricordare ai nostri telespettatori che possono utilizzare il numero WhatsApp 342 7455 005 se vogliono rivolgere delle domande ai nostri esperti. Dottoressa Guzzardi, vengo da lei. Come si fa a distinguere le due malattie più comuni e più importanti infiammatorie dell'intestino, cioè stiamo parlando del morbo di Crohn e la rettocolite? Ci sono delle differenze ovviamente, ma come si fa a capire se si sta soffrendo di una o dell'altra malattia? Buon pomeriggio, grazie per il gentile invito. Intanto ci tenevo a dire che sono Serena Garufi, non Guzzardi. Ah, ha ragione. Detto ciò, Garufi, ha ragione dottoressa, mi perdoni. Tranquilla.
Non si preoccupi, il bello della diretta. No, ma comunque Allora, la regia ha scritto perfettamente, sono io che proprio con i cognomi a volte non ci azzecco. Prego. non si preoccupi. Allora, la malattia di Crohn e la rettocolite ulcerosa sono le malattie infiammatorie croniche intestinali più frequenti. La profonda, diciamo, differenza è che mentre interessa essenzialmente il colon, la malattia di Crohn può coinvolgere anche altri distretti dell'apparato digerente, quindi può dare una localizzazione all'intestino tenue, allo stomaco, all'esofago. Ovviamente queste localizzazioni sono quelle un po' più, diciamo, meno frequenti. La localizzazione più frequente di malattia di Crohn è quella ilio-cecale. Bene. Ovviamente la diagnosi differenziale si fa in tanti in sede di endoscopia, perché è chiaro che attraverso Dottoressa Garufi, la sentiamo a tratti, non prende bene, purtroppo il collegamento non è dei migliori. Intanto stanno arrivando le prime domande proprio per i nostri esperti. Una nostra telespettatrice ci dice: ma per il colon irritabile c'è un esame specifico? Da una settimana ho un dolore alla schiena, nella zona del fianco. Chi risponde? Dottor Scalisi. Allora, il colon irritabile in realtà non c'è un esame specifico che ci permette di fare diagnosi, ma la diagnosi è prettamente clinica, spesso è una diagnosi d'esclusione. Oggigiorno abbiamo una serie di strumenti laboratoristici come la calprotettina fecale che ci può permettere di distinguere un'infiammazione importante del colon, come un morbo di Crohn o una rettocolite ulcerosa, da una infiammazione lieve come quella della sindrome dell'intestino irritabile. Il vero problema è che la calprotectina fecale spesso è sensibilissima ma non specifica, quindi anche in seguito a un sanguinamento per altre cause, magari perché il paziente ha abusato all'assunzione di FANS o ancora perché c'è una infezione virale o batterica in corso, la calprotectina può salire enormemente e darci un falso positivo, facendoci propendere più per una diagnosi di morbo di Crohn o rettocolite ulcerosa piuttosto che di colon irritabile. Grazie dottor Scalisi, chiarissimo. Un'altra nostra telespettatrice ci dice che ha un figlio che è da 5 anni affetto da morbo di Crohn, quindi significa che è stato diagnosticato proprio 5 anni fa, è in cura con un farmaco biologico voleva capire però la differenza tra la colonscopia e l'entero RM, risonanza magnetica. Sono due esami completamente diversi. La colonscopia ovviamente è un esame invasivo che necessita una preparazione per ottenere un'adeguata pulizia dell'intestino e ci permette non solo di vedere direttamente il colon e il tratto dell'ilio terminale fin dove esplorabile, quindi in genere 20-25 cm, ma anche di fare delle biopsie e quindi avere la diagnosi. Purtroppo con la coloscopia non riusciamo a vedere tutto l'apparato digerente, in maniera particolare non riusciamo a vedere tutto il piccolo intestino ed è qui che ci viene in supporto la radiologia con l'enterorisonanza magnetica e l'enteroTAC, la prima senza radiazioni, la seconda con radiazioni. E considerando la necessità di questi pazienti di dover fare spesso questo tipo di esami, è preferibile utilizzare l'enterorisonanza magnetica che ci studia in maniera dettagliata il piccolo intestino, permettendoci di visualizzare degli ispessimenti delle ultime anse ileali o comunque della parete dell'intestino e farci porre diagnosi di sospetta malattia infiammatoria cronica intestinale, perché poi la diagnosi di certezza è comunque istologica. Altri esami possono essere eseguiti, come ad esempio la videocapsula, in alcuni casi, è una pillolina che viene assunta, viene ingerita dal paziente e attraversa un po' tutto quanto l'apparato digerente, permettendoci di vedere le erosioni o le ulcere, che sono i caratteri distintivi di questo tipo di patologie. Ecco, chiaramente è il medico che sceglierà e deciderà quale indagine è più opportuno esatto. Eseguire in base al paziente, all'età, ma anche alle problematiche che presenta. Dottoressa Rumeo,
Come fate, in che modo vi prendete cura dei pazienti? Incominciate con la diagnosi ovviamente, è necessario una richiesta del medico di famiglia, ecco, come si accede ai vostri ambulatori? Allora, ai nostri ambulatori si accede in diverse maniere. Naturalmente la maniera più semplice è quella di accedere tramite la richiesta del medico curante, a volte richiesta di visita o direttamente talvolta di colonoscopia. Un'altra possibilità di accesso è l'accesso di pronto soccorso, perché spesso sono pazienti, soprattutto giovani, in fase molto acuta, che arrivano al pronto soccorso con queste diarree mucosanguinolente molto gravi e uno stato di anemia severa, e spesso la diagnosi viene fatta proprio tramite accesso al pronto soccorso, una prima diagnosi. Da quando noi siamo inseriti nel programma di screening, anzi siamo capofila del programma di screening, dobbiamo dire che molte di queste patologie sono state diagnosticate proprio grazie al programma di screening, perché i pazienti che hanno avuto il sangue occulto positivo nelle feci, una volta fatta la colonoscopia, è stata scoperta invece una malattia infiammatoria intestinale. Dopo aver fatto la colonoscopia e quindi con le biopsie e aver inquadrato la patologia e cercato di fare una diagnosi differenziale tra la colite ulcerosa e il morbo di Crohn, naturalmente poi esistono i vari approfondimenti, come avevamo detto la TAC addome o l'enterorisonanza, soprattutto nello studio del morbo di Crohn, o la videocapsula, perché il morbo di Crohn può interessare qualsiasi parte dell'apparato digerente e ha anche degli aspetti peculiari come complicanze quali le fistole, che vengono studiate molto bene dall'enterorisonanza. Dopodiché il paziente viene inquadrato per quanto riguarda la terapia. Naturalmente per gli aspetti della terapia l'assetto o quantomeno il setting terapeutico è diverso da paziente a paziente, dalla gravità della malattia e così via, perché non esiste un'unica terapia. Ma tutto va concordato, diciamo che la terapia va cucita sul paziente. Grazie, perché grazie dottoressa. Grazie dottoressa Rumeo. Vado adesso alla dottoressa Garufi. Stavamo parlando appunto, la dottoressa Rumeo la stava già introducendo, le terapie. Ecco, ci sono delle novità per quanto riguarda le terapie, perché stiamo parlando di malattie croniche, quindi già il termine ci fa intendere che sono delle malattie che purtroppo non guariscono, bisogna conviverci e si spera nel miglior modo possibile, con una qualità di vita la migliore possibile. Quindi che novità ci sono dal punto di vista delle cure? Allora, è vero, sono malattie croniche, ma si arriva alla diagnosi, sono malattie conosciute e quindi diciamo la scelta terapeutica rispetto a fa è veramente varia. Lo scopo è mandare la malattia in remissione. Vuol dire che la malattia sostanzialmente c'è, ma come dire, dorme. È chiaro che sono pazienti che devono fare una terapia nelle fasi acute, faranno delle terapie un po' più ovviamente si faranno delle terapie più, come dire, leggere. Ci sono delle dottoressa Garufi, purtroppo per le forme. Dottoressa Garufi, purtroppo sentiamo a tratti. Io vi sento bene però. Lei ci Io vi sente sento bene, benissimo. però la sua voce arriva un po' a tratti e temo che non si capisca molto bene, soprattutto i nostri telespettatori, chiaramente non essendo dei medici, la maggior parte devono chiaramente capire bene cosa stiamo dicendo. Ci fermiamo un attimo, c'è la pubblicità. Riprendiamo subito dopo e continueremo a parlare di terapie, di diagnosi e di come affrontare queste malattie. A tra pochissimo.
Eccoci, stiamo parlando di malattie infiammatorie croniche intestinali, soprattutto del morbo di Crohn e della rettocolite. Abbiamo capito i modi per diagnosticare queste malattie, ma ci sono anche delle novità dal punto di vista delle terapie. Essendo malattie croniche, ovviamente sono delle malattie da tenere sempre sotto controllo, a bada, e vanno curate costantemente. Dottor Scalisi, è così? È così, purtroppo sono delle malattie, come diceva precedentemente la collega Garufi, vanno a volte in remissione, spesso, grazie a Dio, con i nuovi farmaci arrivano ad andare in remissione, quindi diventano dormienti, ma possono svegliarsi anche in base a comportamenti errati dei pazienti. Per esempio, il fumo di sigaretta è un problema enorme per chi ha il morbo di Crohn, perché peggiora notevolmente la malattia, perché peggiora la risposta ai nuovi farmaci. Anche l'alimentazione, se non corretta, potrebbe peggiorare la sintomatologia di questi pazienti e in certi casi anche riattivarla. Quindi alla base di tutto c'è sicuramente lo stile di vita. Poi ci sono i farmaci cosiddetti di primo livello. In genere la mesalazina è molto buona per i pazienti che hanno la rettocolite ulcerosa. Il cortisone, che prima si usava parecchio, deve essere oggi abolito e utilizzato solo come terapia ponte per arrivare a delle terapie più importanti come le terapie immunologiche, immunobiologiche. Queste terapie non sono altro che degli anticorpi monoclonali o delle piccole molecole che riescono a spegnere l'infiammazione su più livelli. Oggi, grazie a Dio, ne abbiamo tantissime a disposizione, vengono scelte in base a quelle che sono le caratteristiche del paziente, in base a quelle che sono le caratteristiche della malattia, in base anche all'età e alle comorbidità del paziente. E la ricerca è sempre in moto perché altri farmaci sono in via di sperimentazione, a breve uscirà una ulteriore molecola che potremmo utilizzare per i pazienti che sono più difficili e che purtroppo non hanno risposto alle precedenti terapie o hanno avuto una ripresa della malattia nonostante le precedenti terapie. Dottoressa Garufi, allora stiamo parlando di tantissimi strumenti che avete a disposizione per curare questi pazienti così difficili, immagino, da seguire. Ecco, la medicina veramente ha fatto passi da gigante in questo settore. Ci sono delle fasi in cui, quando la malattia è in remissione, si può staccare con i farmaci o si devono sempre comunque prendere? Si devono assumere? Cronica. È ovvio che in una fase di remissione cambieranno i dosaggi o cambieranno anche i farmaci, ma in realtà il paziente, come tutte le patologie croniche, dovrà fare una terapia per tutta la vita. Ecco, e invece gli esami endoscopici. Chiedo scusa, è molto importante questo, perché proprio quando viene meno la compliance terapeutica che queste malattie tendono a riacutizzarsi. Questo è importantissimo da sottolineare, infatti. Mentre gli esami diagnostici si devono effettuare ogni tot periodo, una volta fatta l'endoscopia, insomma, dopo alcuni anni si deve rifare oppure basta così? Allora, questo ovviamente dipende, se parliamo di Crohn o rettocolite, dipende anche da quanto tempo al paziente è stata diagnosticata la patologia, soprattutto la rettocolite ulcerosa. Diciamo che per quanto riguarda gli esami ematochimici in un paziente che fa una terapia di primo livello, bene o male 2 volte l'anno, quindi ogni 6 mesi un buon screening ematochimico con la calproettina fecale. Laddove i pazienti seguono terapie biologiche, biotecnologiche, e allora dipende in base al farmaco che fanno e anche in base all'attività di malattia che presentano in quel momento. Per quanto riguarda la colonoscopia, una colonoscopia nel paziente che segue una terapia biotecnologica e risponde bene al farmaco, personalmente faccio una colonoscopia
più o meno ogni anno, ogni 2 anni, dipende se parliamo di Crohn o rettocolite ulcerosa, dipende anche dal risultato che ottengo, nella misura in cui un paziente che è in terapia biotecnologica, se per esempio in rettocolite si dimostra che ha una remissione profonda, quindi una remissione, una restituzione integrum, ok, a livello del colon, si può anche pensare di sospendere il biologico e passarla a terapie a terapie più leggere, diciamo, Grazie. sì, più leggere. Vabbè, grazie dottoressa Garufi. Dottoressa Rumeo, si fa spesso confusione. Intanto vorrei ricordare ai nostri telespettatori il nostro numero di telefono. Non dovete chiamare come qualcuno sta facendo, ma mandare dei messaggi. E con dei messaggi noi cercheremo di accontentare un po' tutti e rivolgerò le vostre domande ai nostri esperti. Il numero lo vedete, è il 342 7455 005. Si fa tanta confusione con il colon irritabile, che è una malattia diversa, quella di cui stiamo parlando. Ecco, ma come si fa, soprattutto quali sono i cibi che bisognerebbe totalmente eliminare se si hanno queste malattie croniche infiammatorie dell'intestino? Allora, non esiste una terapia dietetica vera e propria, nel senso che quando la malattia è in fase acuta e quindi c'è un colon molto infiammato e quindi c'è la diarrea, ci sono fenomeni di malassorbimento, naturalmente bisogna evitare le fibre, il latte e i latticini. Poi per il resto, a parte il fatto che quando la malattia è in fase iperacuta il paziente va spesso ospedalizzato e messo in nutrizione parenterale perché il colon deve stare a riposo e più le terapie. Però quando il paziente è in fase subacuta bisogna evitare queste, le fibre, il latte e i latticini. Quando c'è una guarigione della malattia o quantomeno remissione, più che guarigione, perché abbiamo detto che sono delle malattie croniche che vanno incontro a remissione, la terapia è libera. Naturalmente invece quello che bisogna evitare è il fumo di sigaretta, che ha un aspetto negativo proprio sull'outcome di queste malattie. Grazie. Dottore Scarisi, stanno arrivando diverse domande. Un nostro telespettatore dice: ho una rettocolite da diversi anni, adesso gli sono stati diagnosticati dei polipi, dice: ma nell'ultima colonoscopia conviene togliere questi polipi visto che di tanto in tanto sanguinano? Allora, i polipi che sono presenti nella rettocolite ulcerosa possono essere di due tipi. Può essere il classico adenoma, che è presente in tutte le persone che hanno più di 50 anni e che si sottopongono allo screening del carcinoma del colon retto. Per intendere, sono quei polipi che, se non tolti, diventano maligni. Nel caso dei polipi della rettocolite ulcerosa sono dei polipi cosiddetti infiammatori, vale a dire sono il residuo della pregressa infiammazione. Il problema di toglierli è legato alla clinica. Se sono dei polipi che sanguinano facilmente e quindi danno allarme per il paziente e non solo, allora meglio toglierli. Bene, cos'altro possiamo dire ai nostri telespettatori? Prego. Sì. Mi permetto di aggiungere qualcosa per quanto riguarda il follow-up della rettocolite ulcerosa. È vero che i polipi sono infiammatori, però è anche vero che queste malattie sono a maggior rischio di sviluppo del carcinoma del colon. Quindi possiamo avere delle lesioni sul polipi, possiamo avere delle lesioni di tipo simil-polipoide nella colite ulcerosa, le cui biopsie danno la presenza di displasia, e questo è un problema perché significa che c'è un maggior rischio di sviluppare il carcinoma del colon. Quindi bisogna fare veramente tantissima attenzione. Una domanda, spesso vengono pubblicizzati probiotici, fermenti lattici, chi vuole avere un apparato digerente, in questo caso sto un po' ampliando il discorso, ecco, fanno bene, sono consigliati per mantenere l'intestino quanto più, come dire, in forma? La domanda è molto interessante e molto pertinente.
perché in realtà non solo in questi pazienti, ma un po' in tutti noi, il colon è un organo che all'interno ha diversi batteri e ogni tipo e popolazione di batterio va a colonizzare segmenti diversi. Spesso lo stress, farmaci, l'alimentazione, il fumo, l'alcol possono andare a causare un disequilibrio in questi in questi batteri che noi abbiamo, che fanno parte del nostro microbiota intestinale, per cui diventa importantissimo a periodi, a cicli, introdurre all'interno del nostro organismo fermenti lattici non a caso, ma sempre seguiti da un medico, in maniera tale che si sceglie quello più opportuno per quella particolare esigenza. Quindi lei dice non andare in farmacia e comprarne uno qualunque. No, quello purtroppo no, perché non è sicuramente dannoso, ma non ci dà nessun giovamento. È sempre meglio affidarsi a un esperto in maniera tale da selezionare il ceppo necessario per ripopolare dopo una terapia antibiotica, per contrastare gli effetti collaterali di una terapia antibiotica, per migliorare l'assorbimento di determinati alimenti o ancora per curare, più che curare, togliere l'infiammazione a livello dei diverticoli o del colon in generale. Quindi ogni fermento lattico ha la sua specifica collocazione e deve essere di conseguenza utilizzato. Quindi, infatti a volte si dice nei cambi di stagione è meglio fare un ciclo di probiotici eccetera, invece è sempre bene consultare il medico e scegliere il prodotto migliore, diciamo. Esatto. Vediamo, c'è Giuseppe da Mascalucia ci scrive: la terapia immunologica mi hanno detto che non va bene per chi ha la sclerosi multipla, è vero? Anche là bisogna selezionare ogni tipo di paziente e cercare di capire. Ci sono dei farmaci che fanno anche i pazienti con sclerosi multipla, quindi parlare bene fra specialisti, perché come abbiamo detto all'inizio sono malattie che spesso hanno delle manifestazioni che escono fuori dall'intestino e di conseguenza bisogna far gruppo con tutti gli specialisti che fanno parte di questo tipo, che curano questo tipo di pazienti, in maniera tale da poter scegliere quello adeguato. Quindi non esiste un divieto assoluto, bisogna concordarlo caso per caso. Sicuramente ci sono casi anche molto difficili e molto complessi. Un'ultima domanda, i farmaci che voi prescrivete hanno degli effetti collaterali? Allora, i farmaci che prescriviamo hanno degli effetti collaterali. Come tutti i farmaci? Come tutti i farmaci, infatti, ma sono dei effetti collaterali spesso ben controllati e comunque generalmente anche prevedibili. Il paziente, rispetto a un paziente che non è controllato, fa continuamente degli esami di laboratorio, continuamente viene visto in ambulatorio, per cui si cerca di limitare al massimo quelli che sono gli effetti collaterali. Per di più, le ultime molecole a disposizione permettono di essere utilizzati anche in determinati setting di pazienti immunodepressi o in pazienti che hanno avuto, ad esempio, una storia di tumore, perché sempre di più, purtroppo, questa malattia colpisce anche pazienti che hanno già avuto a che fare con malattie tumorali neoplastiche. Grazie. Cosa possiamo aggiungere? Siamo in chiusura, lo chiedo alla dottoressa Garufi, lo chiedo anche alla dottoressa Rumeo, brevemente, se vogliamo dare un consiglio ai nostri telespettatori. Io consiglio ai telespettatori di affidarsi sempre allo specialista, non fare mai il fai da te, laddove c'è un dubbio di ricorrere a uno specialista che può realmente portare a una diagnosi e quindi, laddove necessario, iniziare una terapia efficace. Purtroppo in queste malattie c'è molto fai da te. Questo certo, in qualunque malattia non è mai bene, immagino che in questa soprattutto, in queste sia veramente rischioso affidarsi così al caso, addirittura a quello che si pensa sia giusto per la nostra salute. Dottoressa Rumeo, gli screening sono importantissimi, l'ASP ne effettua tantissimi, anche se abbiamo detto che la ricerca del sangue occulto non è proprio l'esame principe di questo tipo di malattie. Cosa possiamo dire in chiusura?
Cosa dobbiamo dire in chiusura? Che intanto aderire allo screening è sempre consigliabile, sia perché ci permette anche di fare diagnosi anche di queste malattie che a volte sono paucisintomatiche e quindi vengono misconosciute con tutte le possibili complicanze del fatto che non vengono trattate. Poi perché ci permette di fare lo screening, ovviamente ci permette di fare la prevenzione del tumore del colon. Poi dobbiamo dire alle persone che in cui ci sono tutti questi sintomi di malattia, più che altro appunto di colon irritabile, che comunque una colonoscopia, qualora i sintomi sono persistenti, una colonoscopia va comunque fatta, perché non bisogna neanche sottovalutare questa sintomatologia, e quindi poiché la diagnosi di colon irritabile è una diagnosi di esclusione, soprattutto quando si ha un'età superiore a 50 anni, è sempre utile fare una colonoscopia e poi seguire le terapie del caso. Se c'è una malattia, si cura la malattia specifica; se è un colon irritabile, curiamo il colon irritabile. Grazie dottoressa Rumeo. Il colon irritabile, dottoressa Scalisi, come si cura? Il colon irritabile è una delle patologie più difficili da curare in realtà, perché ha un'eziologia multifattoriale, quindi non basta un unico farmaco, ma bisogna cucirlo sul paziente. È fondamentale ascoltare il paziente, escludere, come diceva la collega, la dottoressa Rumeo, delle patologie più importanti, e a quel punto iniziare una strada insieme al nostro paziente per poter riuscire a gestire questo colon irritabile e sconfiggerlo. Grazie dottor Scalisi, grazie alle nostre dottoresse, alla dottoressa Garuffi e alla dottoressa Rumeo, grazie alla regia che ci ha assistito fino a qui e grazie anche a voi che ci avete seguito. Alla prossima.